Dunque siamo in Consiglio Comunale, poco fa nelle comunicazioni del sindaco, il sindaco aveva già dato, c'era già l'avevamo anche anticipata su Chiusa Azzurra, comunque che al consigliere Marco Veronese è stata data della delega per quanto riguarda seguire appunto, il trasferimento della sede dei Vigili del Fuoco, ma anche della Polizia Locale e anche per quanto riguarda le comunità energetiche. Prima il sindaco l'ha detto pubblicamente, mi sembra giusto anche sentirti, visto che è stato un percorso di anni, voglio dire, durante la precedente amministrazione eri vice sindaco e hai seguito queste cose, quindi insomma mi sembra anche un bel gesto da parte dell'amministrazione. Sì, volevo farlo in Consiglio Comunale, anche se da regolamento del Consiglio non è possibile rispondere durante le comunicazioni del sindaco. Ringrazio innanzitutto il sindaco che mi ha concesso la fiducia e mi ha assegnato, come hai detto tu Andrea, per quanto riguarda la progettazione del nuovo commissariato, anche il trasferimento dei Vigili del Fuoco e la creazione di comunità energetiche. E più volte il sindaco, l'ho anche detto prima in Consiglio, ha riconosciuto l'impegno, e per questo lo ringrazio, che ho svolto anche durante la precedente amministrazione. Tante volte su questo bisogna darne atto, anche proprio la sua onestà intellettuale. Bene, mi ha dato queste deleghe. Per quanto riguarda i Vigili del Fuoco commissariato siamo a buon punto, anzi spero appunto prima di... Mi permetto di interrompere per ricordare che quel provvedimento è stato votato all'unanimità da tutto il Consiglio Comunale, quindi vuol dire che è una proposta che voglio dire, è stata condivisa da tutti, è una cosa che succede molto raramente. Questo è stato bello perché tutto il Consiglio Comunale all'unanimità ha votato la delibera. Perché? Perché stiamo parlando di sicurezza, anche il sindaco più volte ha ribadito che bisogna puntare sulla sicurezza e una nuova sede Vigili del Fuoco con magari nuovi mezzi come può essere la Toscala, visto che adesso stanno costruendo condomini 8-9 piani e abbiamo anche un'area turistica che ha bisogno quindi di supporto per quanto riguarda la sicurezza, e va più che bene, insomma. Dobbiamo quindi accelerare su questo fronte e anche per quanto riguarda, non voglio anche se è una delega magari che è poco conosciuta magari dai cittadini, ma soprattutto creare comunità energetiche. Stiamo attraversando un periodo di crisi energetica e dobbiamo assolutamente accelerare. Ci sono paesi come Olanda, Germania e Norvegia che hanno più di 800 comunità energetiche, noi qui in Italia ne abbiamo 35 di operative. Ecco, bisogna assolutamente accelerare su questo fronte. Potresti spiegare cos'è una comunità energetica? Perché è ancora una cosa che in tanti non sappiamo. Sì, allora, la comunità energetica può essere di due tipi: autoconsumo, cioè io metto dei pannelli fotovoltaici ad esempio su un condominio e tutti possono, l'energia che viene prodotta può essere autoconsumata da tutti quanti i condomini. Prima cosa succedeva? Prima solo chi installava il pannello poteva consumare l'energia che produceva. In questo modo invece possiamo cederla anche ad altri utenti. Può essere un condominio come può essere anche un edificio pubblico. La comunità energetica non sono altro che l'insieme di tanti, ad esempio, edifici che producono tanta energia, e questa va nella cabina primaria, può essere poi ceduta ad altre attività che possono essere commerciali, possono essere edifici pubblici come scuole o altro. Ecco, quindi produrre energia pulita, perché comunque è energia che sono energie rinnovabili, quindi come può essere ad esempio il sole, e possiamo cederla ad altri utenti. Ecco, questo è il fine della comunità energetica: creare più nodi che possono Allora ci auguriamo che con questa delega che avrai, visto che i saloni è una zona che ormai è molto conosciuta, ci conosciamo fra tutti quanti, ci sono tanti condomini, chissà che riusciamo a fare apripista proprio i saloni, visto che tu abiti su condominio, nessun altro, e quindi... speriamo. Sono anche perché sono condomini degli anni 70 e quindi avrebbero bisogno di essere ristrutturati e portare queste nuove energie, questi nuovi strumenti per poter produrre energia rinnovabile. E allora tiriamoci sulle maniche, adesso che hai questa delega vediamo di iniziare. Non mancherà il mio impegno, come è stato negli ultimi anni anche nella precedente amministrazione. Grazie Marco. Grazie a te Andrea.
Riapre l'Indiga Sottomarina, pronta per affrontare l'inverno con il servizio bar, il ristorante e poi pizza, snack e gelati a non finire. All'Indiga troverai ad accoglierti l'ampio parcheggio automatizzato dotato anche di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. All'Indiga lo staff ti aspetta per servirti al meglio a partire dalle 7.